Chi sta venendo a salutare? Mia madre. Per portarlo ai nonni. Si viene lo stesso perché non credo si debba sospendere la propria vita per un evento così, per quanto eccezionale, Con la prudenza. con la prudenza. Grazie. Buona giornata. Bisogna anche vivere, queste cose bisogna sempre farle e quindi non possiamo chiuderci in casa, Lei rispettando i limiti naturalmente. Nonostante la paura per il contagio, i padovani non hanno rinunciato a rivolgere un saluto ai propri cari, onorandone la memoria, chi con un fiore, chi con una pianta e una preghiera, ricorrenza che quest'anno viene vissuta ancora con più intensità del solito. Certo, gente come potete vedere ce n'è tanta, per nostra fortuna anche, perché il periodo è quello che è, però cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di stare dietro chiaramente a tutte le indicazioni, lavarsi le mani, tutto quanto, però è complesso. Fortunatamente però, grazie anche al tempo, sembra andare abbastanza bene. Il tutto nel rispetto delle misure anti-Covid per la gestione dell'afflusso dei fedeli con mascherine, divieto di assembramento, distanza e percorsi alternati. L'afflusso è stato importante più ieri perché era un settimanale, oggi è abbastanza moderato. Abbiamo fatto l'entrata divisa dall'uscita, abbiamo fatto lungo l'ingresso del cimitero maggiore, proprio quello che porta ai campi di sepoltura, una transenna, di modo che le persone possano passare in entrata e un'altra parte in uscita, che non ci sia la promiscuità tra i gruppi di persone. Al cimitero maggiore sono state confermate, seppur in modalità ridotta, le 2 cerimonie previste come da tradizione per il 2 novembre. Al mattino la deposizione di una corona d'alloro da parte dell'esercito e nel pomeriggio la messa del vescovo Monsignor Claudio Cipolla, in cui sarà rivolta una preghiera in particolare alle vittime della pandemia e per questa occasione verranno poste sedie anche all'esterno per consentire il distanziamento. Cancellata invece la processione.